Castellammare, Don Carlo Misilmeri. Un buon pomeriggio amici di Sportisir, un saluto dal vostro Marco Genduso che oggi vi racconterà questa sfida, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A. Una partita che si prospetta sicuramente molto interessante. Vediamo infatti due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al sesto posto e al terzo, con il Castellammare al sesto, mentre invece la Don Carlo Misilmeri al terzo posto. Una partita che potrà dare veramente tante informazioni. I punti che li separano sono solamente 4, seppur ci siano altrettante posizioni di differenza tra le due formazioni, che però hanno un'analogia. L'analogia penso che chiunque abbia visto la classifica possa, diciamo, anche averla già capita, già intesa, già anche visionata e forse raccontata, e perché no? Stiamo ovviamente parlando dell'aspetto difensivo, perché il Castellammare al momento è la seconda miglior difesa di questo campionato con appena 2 gol subiti. Nel frattempo vediamo le due squadre entrare in campo, completo rosso per la Don Carlo Misilmeri, invece blu per la squadra di casa. Dicevamo l'aspetto difensivo, questo può essere un fattore della partita, perché sono solamente 2 gol subiti per il Castellammare, invece 2 in più per la Don Carlo Misilmeri che ne ha subiti 4, e difatti la quinta miglior difesa. Sembra quasi quinta miglior difesa, non un risultato incredibile, ma in realtà sono soltanto 4 i gol, dunque bisogna anche dare il merito chiaramente alle altre formazioni che hanno subito veramente pochi gol. Ma nel frattempo noi vi mostriamo il nostro scoreboard con il risultato chiaramente di 0-0, poi ricordiamo, come in ogni nostra diretta, che il cronometro inizierà a girare nell'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Vediamo da parte di chi. Nel frattempo conosciamo i due capitani. Da un lato vediamo, partiamo dai padroni di casa, Salvatore Messina, maglia numero 10 per lui, classe 1997, capitano del Castellammare. Dall'altro lato invece abbiamo un giocatore che sta facendo veramente tanto bene, ovvero Stefano Cerniglia, classe 94, numero 8, e di gol ne ha fatti 5, uno nello scorso match, ricordiamo, su calcio di rigore, nella vittoria contro il Partinico Dacia con il risultato di 4-0. Una partita ben giocata dalla squadra di Mister Napoli, che anche nel post match ha ribadito la sua felicità. Oggi lo vediamo, sembra piuttosto tranquillo in questo momento, però chiaramente lo conosciamo e sappiamo che poi si scalderà dall'istante dell'inizio della partita per dare quante più informazioni possibili sui ragazzi. Ha confermato 10 undicesimi dell'ultima sfida, colui che invece non era presente in quel match ma che invece lo è questo pomeriggio. Si tratta dell'attaccante Roy Rudungia, classe 1995. Ha avuto una bella occasione nel match contro il Partinico Dacia, poi però non l'ha sfruttata. Però quest'oggi ha un'occasione probabilmente ancora più ghiotta, perché parte dal primo minuto. E davanti invece, dall'altra parte, vediamo Messina, vediamo soprattutto Pitanza che agirà come attaccante, panchina per Malik Ba, e questa sicuramente è una notizia, perché è il giocatore forse più pericoloso del Castellammare. Vediamo come come giocherà formazione di casa. Dovrebbe essere un consueto 5-3-2. Vediamo se effettivamente saranno queste le scelte. Vediamo sicuramente molto largo Musso, poi centrale di destra Milana, a competere anche Bartolomeo Canonia, uno dei giocatori più esperti in categoria per quanto riguarda il Castellammare. Poi Terranova invece un po' più avanti, ma inizia qui la sfida con il primo possesso palla per la Don Carlo Misilmeri, con Romano che cerca subito il rilancio in avanti, e direttamente però dalle parti di Di Paola che blocca abilmente. Milana cerca di andare incontro Musso con l'esterno, Mendola dà fastidio, ruba il pallone, Ricciolli cerca il primo tipi che non ne riesce, poi in anticipo Terranova, bella giocata qui in mezzo a due maglie rosse, riesce benissimo, poi con la sola si addormenta quasi, ma fa un buon lavoro Danilo Terranova. Dunque si riparte dalla zona di difesa per il Castellammare, con Terranova che la tocca verso Pitanza. Non è una buona direzione, con Muzzo che poi scarica dalle parti di Pellegrino. Mendola col tacco, si aggira anche bene, Messina chiude però la strada anche grazie all'aiuto di Milana. 1-2, palla poi che passa, non passa però in questo caso Terranova, ma c'è un intervento irregolare e dunque calcio di punizione. Tra i giocatori più interessanti per il Castellammare c'è sicuramente anche Frisella, per lui 2 gol in questo campionato, un esterno sinistro che è anche un ex di questa sfida, tra l'altro potrà dare sicuramente il suo apporto in zona d'attacco, ma vediamo anche come giocherà dietro. Intanto Frisella fa una buona giocata, poi calcia verso la porta direttamente dalle braccia però di Di Salvo, che blocca e poi scivola nel tentativo di velocizzare verso Recciolli, testa però che c'è Caronia,
Dunque buon inizio da parte del Castellammare, che si è fatta già vedere in avanti con un'occasione. Terranova trattenuto un po' forse questa cosa da Mendola, poi lo stesso Mendola alla meglio. Questo ci stava per un calcio di punizione per il Castellammare, perché Mendola l'ha trattenuto vistosamente. In realtà si sono trattenuti entrambi, quindi forse per questo non è stato dato nessun calcio di punizione, è stato dato soltanto dopo per lo sgambetto probabilmente. Dunque dopo 1 minuto e 50 avevo già avuto un'occasione da gol, ovvero quella per il Castellammare con Frisella. Dicevamo come il Castellammare si ritrova al momento al sesto posto, e qui che ha fatto praticamente tutti i punti, perché degli 11 collezionati ben 9 sono arrivati tra le mura amiche, e dunque 3 su 3 vinte. È sicuramente un campo che fa tanto tanto bene a questa squadra, perché sa giocarci bene, sa coprire tutti gli spazi. Ha perso in realtà in questa stagione nel match contro il San Vito, contro Città di San Vito, per quanto concerne però la Coppa, dunque non è canonica per quanto riguarda chiaramente il campionato, però la sconfitta c'è stata, non valevole però per i punti in campionato, e dunque rimessa al fondo con Di Paola che si appresta a battere, chiede ai compagni di salire, anche in questo caso Caronia viene invitato ad andare più avanti, e dunque vediamo quindi Caronia, Tarantino e Milano a formare questa cerniera difensiva davanti al portiere Di Paola. Poi Frisella invece come largo a sinistra, largo a destra invece Musso, centrocampo invece Messina, Terranova, e possiamo anche dire l'altro Terranova perché è lui che agisce come trequartista. Poi lì davanti invece Urso con la maglia numero 8, e poi soprattutto Pitanza con la 11 ad agire da attaccanti. Dall'altra parte invece Don Carlo Misilmeni si schiera con in porta Di Salvo, già una parata in questo match. Linea 3 anche qui, quindi a specchio, con Costantino centrale, Muzzo a sinistra e a destra Capozzucchi come chiaramente trio difensivo. Poi Cerniglia, e qui apre per la Vardera, dicevamo, quindi Cerniglia a centrocampo insieme a Romano e Mendola, con Romano centrale, Cerniglia e Mendola invece agiscono come mezzali. Come esterni invece vediamo la Vardera a destra, a sinistra invece agisce sempre Pellegrino, per lui un gol anche nello scorso turno. Lì davanti Ricciulli e Rudungia. Ripeto, tutte le formazioni invece conosciamo il trio arbitrale, perché il dietro è il signor Giuseppe Mauro Cannata della sezione di Agrigento, con lui come assistente invece Davide Truato della sezione sempre di Agrigento, e poi Luca Iannazzo di Palermo. Queste dunque le scelte da parte invece della regione, della federazione, che ha inviato questi 3 direttori di gara per questo importante match. Vede, come ricordiamo, 2 formazioni si trovano rispettivamente al sesto posto e al terzo, dunque punti in palio importantissimi quest'oggi. In questo pomeriggio gara iniziata con un pizzico di ritardo, anzi, dire pizzico non è proprio termine corretto, un po' di ritardo perché 30 minuti rispetto all'orario previsto, però è una gara che sicuramente non ci farà penare il fatto che appunto abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo per poterla finalmente visionare. Nel frattempo Terranova, buon lavoro qui. Messina, capitano, si chiede a lui forse qualcosina in più anche in zona gol. Palla a centro di Musso a cercare la conclusione di Pitanza. Si è anche costruita molto bene il numero 11, non ha trovato la porta, però buon lavoro, soprattutto spalla alla porta. Sa bene che forse oggi nel mismatch con Costantino, che probabilmente sarà il suo marcatore, non sarà affatto facile, però questo tipo di occasioni potrebbe averle anche per tutta la partita, perché da lì non è facile riuscire a contenerlo. Poi forse nell'1 contro 1 un po' di difficoltà, dicevamo, potrebbe averla, però a distanza forse c'è qualche marcatura in meno, e quindi provare anche il jolly da fuori, vediamo, chissà. A tempo Tarantino lascia scorrere il pallone. Castellammare arriva da un pareggio esterno in casa della Parma, vale 0-0 per confermare quella che è l'aspetto difensivo. Nel frattempo rimessa a 3 non è perfetta, che c'è Ricciolli pronto subito a pressare in avanti, pressa anche Mendola, la prende però Musso, va centrale, Urso buona la sponda, poi recupera invece sempre puntuale capitano Cerniglia. Romano sbaglia il tocco, forse è il primo errore della sua partita. Poi ancora una volta Cerniglia in buon lavoro con Radungia, che cerca e ottiene la velocità di Ricciolli, che però si allunga il pallone in maniera piuttosto errata, un errore tutto suo in questo caso, lui che è stato probabilmente il migliore in campo nell'ultimo match contro il Partini Kodace. Non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma è entrato in quello degli assistman con una partita superlativa. Oggi invece è un piccolo errore, ma siamo sicuri che il 77 si rifarà, perché è
è un giocatore molto molto importante per il Don Carlo Misilmeri e che in categoria può fare veramente la differenza. Intanto Muzzo, Terranova mette giù un buon pallone, poi 1-2 con Musso, sempre Terranova, palla incollata al piede, poi fa finta di scaricare, lo fa adesso dopo un piccolo istante perso, ma anche in maniera corretta perché c'è Riccioli pronto subito ad intervenire. Tarantino va a lungo col mancino a cercare la torre di Frisella, poi si gira, Urso, tutto regolare per interrogare qualche dubbio però, poi Frisella può crossare ancora in basso, prende però il piede di Capozocchi, ma una gara molto molto bella dopo 7 minuti, risultato di 0-0, però non ci stiamo annoiando. Risultato di 0-0, quindi sarà calcio d'angolo. Vediamo sul punto di battuta Musso, che vediamo come andrà, se andrà lungo, se magari cercherà una diversa sul primo palo, vediamo. Sono un po' tutti su, tranne Milana, va dentro a cercare Messina alla sponda, palla che rimane lì e calcia, però tocco con il braccio, abbastanza evidente la prossemica da parte del direttore di gara e dunque calcio di punizione per un tocco con il braccio. Il signor Cannata qui ha deciso di fatti di dare un calcio di punizione al Don Carlo Misilmeri, che riparte quindi con Costantino. Capozzucchi sempre verso Di Salvo, lui che è molto attento con i piedi, anche nello scorso match col Partinico Audace ha fatto vedere una buonissima, anzi proprietà di tecnica da quel punto di vista, con tanti palloni giocati con i piedi, aiutando. Capozzucchi salta, quasi non vede più il pallone, poi Romano cerca di spazzare più lontano che può, ma trova Musso. Messina col mancino invita Milana allo spazio, guarda i compagni, alza la testa, però il capitano va incontro, gli concede questo facile appoggio, poi 1-2, Terranova sbaglia il controllo, forse anche si è confuso perché stava arrivando vicino a lui Pitanza, quindi forse non si sono intesi su chi potesse andare sul pallone. Poi Frisella commette fallo e dunque calcio di punizione. Una buona gara al momento da entrambi i lati, forse un po' di più il Castellammare, con Frisella che adesso allontana un po' il pallone quasi per innervosire gli avversari, non per fare passare il tempo, perché chiaramente manca ancora tantissimo, mancano 81 minuti. Diciamo che perdere tempo già adesso non è una buona idea, ma sicuramente non era nemmeno il suo obiettivo, era semplicemente fare un po' innervosire quella che è la sua ex squadra. E chissà, nella misura in cui dovesse segnare, se dovesse esultare. Vediamo. Palla centrale, Lavardera, uno dei primi palloni toccati in questo match per il numero 10, molto richiesto in campo nella scorsa partita, oggi forse un po' in ombra. Mendola, buona palla verso Rodungia, chiude però in anticipo Bartolomeo Caronia, che fa valere l'esperienza in questo scontro tra i due. Probabilmente vedremo sempre Caronia andare in duello con l'attaccante Roy Rodungia, oggi preferito a Tripoli, che però ha fatto una grande gara col Partinico Audace, però probabilmente lo vedremo al secondo tempo. Ha dato un po' la panchina e si diventa un cambio possibile. Pellegrino, grande palla per Mendola, palla che non passa, poi Terranova allontana, si avvicina poi Costantino in anticipo con il mancino, palla che rimane lì, Pellegrino di testa, poi Messina lascia scorrere, sa che il pallone è fuori e dunque rimessa laterale. Andrà Musso quindi con le mani, va incontro Terranova, poi ci ripensa e lui si appoggia dall'altro Terranova, che però non fa un buon passaggio e dunque rimessa per il Don Carlo Misilmeri con Mendola che lascia lì verso Pellegrino. Vediamo come andrà il numero 3, se andrà a lungo o se invece si appoggerà ai compagni vicini. C'è Rodungia che si fa vedere, poi ci ripensa Mendola, adesso aggancia, buon lavoro, va sul suo sinistro, se l'allunga un po' troppo e dunque palla rimessa dal fondo. Minuto 11 di gioco al momento, meglio Castellammare del Don Carlo Misilmeri. Tarantino, sulla pressione di Ricciulli, ancora non si è acceso il numero 77, ma siamo sicuri che la miccia per permettergli di accendersi è un qualcosa che si trova anche facilmente, perché è un giocatore che ha bisogno anche forse soltanto di un pallone giocabile per poter trovare quelle che sono le sue qualità migliori, ovvero la progressione palla al piede, il dribbling, la giocata e poi l'assist in mezzo. Potevamo dire il gol, ma al momento soltanto una rete per lui, però ha fatto tanti assist e quindi
specifichiamo questo fondamentale, perché a volte non è importante segnare, ma anche far segnare i compagni, che a volte è anche più difficile. Messina, col mancino, un flipper, si cerca la velocità dei compagni, non la trova soltanto però le mani, le braccia di Salvo, che quindi fa ripartire immediatamente i suoi con il tocco verso Muzzo. Va incontro Mendola, col mancino allo spazio, il rilancio ottimo per Ricciolli che non ci arriva. Era una grande palla quella di Luigi Mendola sulla velocità del numero 77, bravo in anticipo invece di Paolo Toscie, però che pallone. Frisella va al centro, Terranova, adesso Tarantino, 1-2 con Terranova, buon lavoro, adesso la palla è sull'out di sinistra, poi cerca di dialogare col compagno, scivolata ottima di Capozocchi, poi aggancio non è perfetto, Mendola con questo piccolo scavetto riesce a fare passare il pallone, poi la partita non lo tiene in campo perché c'è stata una deviazione e dunque rimessa laterale. Mister Napoli al momento non è contento perché lo vediamo infatti un po' scuotere la testa ma anche allargare le braccia, quasi a dire perché stiamo giocando in questo modo, non capisco. Poi chiederemo chiaramente al tecnico nel post gara, vediamo come effettivamente saranno i suoi pensieri. Intanto la Vardera va con le mani, cercare Rudungia, palla direttamente tra le braccia però delle portiere di palla e dunque si riparte con Milana, lo spazio da braccetto di destra per poter partire, finta. Rudungia aveva provato una pressione un po' timida però. Tarantino, Terranova, Rodungia quasi la roba, era un pallone abbastanza corto del numero 4 che infatti chiede subito scusa, anche il tecnico non è contentissimo da parte del passaggio da parte del suo numero 4, vertice basso. Terranova si è salvata quella squadra di casa con Rodungia che aveva fatto questa volta una buonissima pressione perché quasi gli rubava il tempo e poi gli si sarebbe trovato soltanto davanti a Di Paola, poi sarebbe stato un 1 contro 1. Non è mai scontato dire facile, però la Vardera, palla a rimorchio per Pellegrino, scivolata di Messina perfetta, poi conclusione di Romano, la blocca, si distende Di Paola senza problemi, si fa vedere avanti anche il Don Carlo Mesilme, è venuto 14 con il primo tiro reale della sua partita. Di Paola mette giù il pallone, adesso probabilmente vorrà cercare le torri lì davanti, infatti è un rilancio molto lungo per Frisella, la Vardera qui lo spinge in maniera regolare, poi si scontrano i due con l'ultimo tocco del numero 7 in maglia azzurra e dunque rimessa laterale. Poi Frisella allontana ancora il pallone la seconda volta, infatti ovviamente il signor Cannata gli sta dicendo questo, la seconda volta, la terza forse viene ammonito, anche Mister Napoli dice qualcosa alle guardalinee. Effettivamente l'ho già fatto 2 volte in 14 minuti, rischia un po'. Palla lunga di Capozzucchi per cercare Rodunge, testa, poi c'è Caronia, la Vardera la svirgola, palla in rimessa laterale, dunque con la rimessa viene lasciata lì a Tarantino, c'è Messina libero al momento, però è anche un po' distante, c'è Rodunge in realtà che lo sta pressando, infatti si va dall'altra parte, testa Capozzucchi, si scontra per un attimo con Pitanza che al momento è venuto fuori dalla di rigore quasi a lavorare come se fosse un giocatore esterno perché lo vediamo al momento un po' più largo, ora invece sta cercando di ritornare un po' in posizione, ma vediamo se questo movimento sarà un qualcosa che vedremo durante tutto il match. Allontana poi in fase di ripiegamento Roy Rodungia, palla in rimessa, poi palleggi da parte di Mister Napoli che ci fa vedere una buona qualità nel palleggio e dunque Musso con le mani, si fa vedere Terranova però si allontana, c'è anche Pitanza che infatti dà l'appoggio, poi tocco di Musso, forse con le mani Pellegrino ma si continua a regolare il vantaggio. Terranova, Musso, cambia gioco, forse era un'idea non proprio perfetta, poi cross dentro, Terranova la tocca per i compagni, palla che rimane lì in mezzo alla testa, la libera per ripartire Don Carlo Misilmere, poi cambia tutto Tarantino, poi Musso carica la conclusione, viene però fermato forse nel momento più bello e adesso Pellegrino va in avanti e cerca la velocità di Riccioli, è veloce, cerca di metterla lì, non ci riesce, raddoppiato contro 2 maglie azzurre, Riccioli però è un indemoniato, poi la scivolata perfetta di Frisella che non sta sbagliando una virgola, poi applausi per il 77, Gomez Riccioli. Minuto 16 di gioco dunque.
con il risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Siamo sicuri però che ci seguite fin dal primissimo istante di questo match, perché è una gara molto vivace, equilibrata. Poi gioco fermo, signor Canada sta discutendo dentro l'area di rigore con Cosentino, ma soprattutto col suo marcatore che è Tarantino. Adesso si gioca con Romano che va dentro per Cosentino, non trova la porta ma aveva staccato benissimo l'ex Palermo Primavera. Palla fuori, minuto 17 di gioco. È salito praticamente in cielo. Nel frattempo il direttore della signor Canada sta discutendo con Terranova per qualcosa, non sappiamo per quale motivo, potremmo ipotizzare forse per qualche trattenuta dentro l'area di rigore, però adesso è acqua passata e dunque si ritorna in gioco con Di Paola che viene invitato dal direttore a proseguire il gioco. Palla alta, testa a Capozzucchi, poi Redungia non ci arriva, Messina in anticipo col mancino, trova il lancio di Caronia, testa poi la Vardera a battere sul tempo, in questo caso Frisella, che dicevamo è partito bene, un ex di questa partita, probabilmente vorrà fare tanto oggi. Effettivamente il suo inizio non è male, classe 2003, 2 gol anche in stagione, gol anche in Coppa Italia, il match contro il San Vito, entrato dalla panchina. Nel frattempo buona giornata, Terranova salta tutti per Frisella, cerca il cross, palla che di Manelle, poi Urso non riesce né a scaricare il pallone né a calciare verso la porta. Mette tutti d'accordo Di Salvo che con il rilancio lungo con le mani vede la Vardera, adesso Reciolle fa passare questo pallone ma non riesce lui a riprenderlo. Era una buona giocata, poi Di Paola con tanta paura riesce comunque a allontanare ma trova i compagni, palla che si impenna, Romano sovrassalito da Pitanza, poi Terranova si gira 2 volte, poi terza e poi Terranova esce bene, Romano mette con il destro la buona, Cioli per ora in posizione di fuorigioco e dunque non ha inseguito il pallone perché sarebbe stato chiaramente gioco fermo. Milana, Messina, già tanto che il 10 l'abbiamo visto iniziare forse in una posizione leggermente più offensiva, adesso invece vediamo quasi nella linea dei difensori, ma è un giocatore che può fare praticamente quasi tutti i ruoli lì, sia come centrale di difesa ma anche come centrocampista. Buon giocatore di Milana qui, va al centro, la tocca a Terranova, poi con la spalla Pitanza, poi ha dovuto lanciarsi, c'è l'anticipo però Cosentino che fa ripartire subito i compagni con Capozzucchi. Avanza il 5 argentino, palla centrale sbagliata di Lavardera, va in contrasto, commette fallo in questo caso su Terranova e dunque calcio di punizione minuto 19, intervento irregolare da parte del numero 10, il DS del Don Carlo Misilmeri, un assist nel match passato contro il Partinico Dace, una grande palla nel duetto con Tripoli, il gol del 3-0 in quel caso che mise un po' le catene alla squadra di mister Abbenante che al contrario invece perse quella sfida. Palla che si impenna, tacco di Musso, poi con il petto la mette giù con un buon lavoro Terranova, riesce a passare, trattenuta, si continua, Terranova fa tutto solo in mezzo a tre, riesce comunque a scaricare il pallone adesso, Urso, la palla viene lasciata lì verso Messina, qui forse ci stava un calcio di punizione, Messina, buon lavoro, adesso cambia gioco dalle parti di Tarantino che guarda l'area di rigore, cerca il traversone, la palla è tre porta! Brutto errore di Di Salvo ed è vantaggio Castellammare con il gol da parte di Tarantino, un cross diventato un tiro, fatto sta che il risultato si sblocca 1-0. Forse non si è aspettata, l'ha studiata malissimo il portiere Di Salvo perché si aspettava un cross sul secondo palo, ha fatto passare questo pallone e poi si è invece insaccato sotto l'incrocio dei pali con il palo che poi chiaramente lo ha aiutato ed è dunque 1-0, però grande giocata del Castellammare, giocata insistita con Terranova che aveva tutto tanto il pallone con Urso, poi Messina a cambiare gioco, Tarantino è stato sicuramente il giocatore che ha gonfiato la rete, però l'azione è corale, dunque fanno fatti gli applausi, i complimenti sicuramente a tutto il complesso della formazione di Castellammare. Nel frattempo 1-0 risultato, quindi si sblocca la gara al minuto 21.
Adesso Misilmeri è costretto ad inseguire in questa partita un potenziale attacco piuttosto importante, dunque non dovrebbe spaventarla. Riccioli al pallone, crossa dentro per Mendola, esce però Di Paola, molto bene. Infatti il terzo miglior attacco il Don Carlo Misilmeri con 13 gol realizzati, per Castellammare invece 11 gol fatti con quello di oggi. Forse non un attacco esaltante, però una difesa che sicuramente fa tanto bene, perché ha preso appena 2 reti in tutto il campionato. Oggi siamo all'8ª giornata, dunque credo che la media di prendere un gol ogni 4 partite possa anche andare bene alla squadra di casa. Chiaramente considerato oggi il gol non preso attualmente, ma siamo soltanto al 22. E poi davanti c'è una formazione come il Don Carlo Misilmeri che fa dell'attacco invece probabilmente la qualità migliore. Intanto Cosentino guadagna diversi metri, però il gioco è fermo per pallone in movimento. Cosentino, buon rilancio, cercare Pellegrini, testa poi in anticipo Musso. Andrà Muzzo a battere la rimessa con le mani, c'è vicino a lui Romano che chiama il pallone, fa un movimento ottimo. Poi da play cerca l'imbucata verso Rodongia, non è passa, testa a Capozzucchi, poteva forse anche metterla giù, Riccioli di testa, anche lui allunga, poi Milana allontana, Riccioli però a terra, forse ha preso una spallata, si sta toccando invece Caronia, vediamo, mi viene chiesto forse l'intervento da parte dello staff medico, vediamo. Nel modo di saltare forse si sono scontrati due, ha preso un colpo, una zona dorsale, entra infatti il preparatore, in questo caso anche staff medico, Marco Carlino, che sta entrando, che è entrato in campo, senza sta entrando, è entrato in campo per medicare il numero 77, un inizio non facile nemmeno per lui, poco cercato però, dobbiamo anche dire la verità. Palloni giocabili dalle sue parti sono veramente molto pochi. Nel tempo il tecnico parla con Messina, con il proprio capitano, perché forse vuole dire qualcosa in più anche da migliorare, perché il risultato è vero di 1-0, però qualcosa da migliorare c'è sempre. Ed è anche la voce dentro lo spogliatoio, Messina, che forse spetta a lui dire poi qualcosa anche ai compagni per motivarli, perché il risultato è sì di 1-0, però di fronte c'è una formazione come Don Carlo Misilmeri che è abituata a questo tipo di partite e che sa bene rispondere. Castellammare, che dovesse vincere quest'oggi, andrebbe a collezionare la 4ª vittoria su 4 partite in casa. Insomma, un risultato ottimo, perché come si dice sempre nel mondo del calcio bisogna costruire i risultati in casa, poi quelli in trasferta sono tutti guadagnati. A tempo Riccioli non sta benissimo, esce con i suoi piedi, però scortato dallo staff con il signor Carlino. Vediamo cosa dice a Mister Napoli, è molto dolorante e forse fa riscaldare qualcuno, perché si alza Tripoli adesso. Vediamo se è soltanto precauzionale, sembra aver preso quasi una botta al volto, perché sembra quasi disorientato il 77, piuttosto che avere qualche problema fisico. Messina, gancio, poi si becca con Pellegrino. Dicevamo, Riccioli un po' dolorante, forse qualche problema in realtà all'anca, però ha le mani sul volto, quasi in lacrime, il 77, che sta rientrando in campo, però non sta benissimo. Ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 77, che va subito a pressare su Messina, molto veloce, sembra stare bene però adesso, dimenticato forse dalla difesa avversaria, che invece non aveva visto la sua pressione e poi ha scaricato velocemente il pallone da destra verso sinistra. Però Riccioli era lì, nel frattempo Tripoli si sta riscaldando, ci auguriamo che sia però un riscaldamento preventivo e che dunque Riccioli possa continuare la sua gara. Poi Tripoli probabilmente vedrà il campo nella parte
della seconda frazione. Intanto si continua, quindi con Frisella 1-2, benissimo, gioca perfettamente il Castellammare, si crossa, Terranova rientra e sul destro può calciare, prova l'imboccata, non riesce, poi Frisella col mancino, non c'è però nessuna deviazione, palla dunque viene rimessa dal fondo. Oggi forse non sta difendendo benissimo il Don Carlo Mesilmeri perché sta soffrendo tanto, soprattutto da quella parte, perché Frisella attacca tanto, difende poco. Da quella parte invece dovrebbe cercare forse la Vardera di costringerlo un po' alla fase difensiva alzandosi. Al momento non l'ha fatto. Scontro con Cerniglia, però c'è fallo e dunque calcio di punizione per il Castellammare. Gioco adesso che è un po' frammentato. Messina va a lungo a cercare l'aggancio di Musso, non lo fa, trova invece il traversone con il colpo di testa, forse non un'idea perfetta, però riesce comunque a ottenere una rimessa nella zona piuttosto offensiva e quindi probabilmente scelta corretta da parte del 5, pallone che viene recuperato da Tripoli che non ne vuole fare perdere tempo ai suoi avversari e dunque quasi da raccattapalle gli do consegna tra le braccia. Musso fa una rincorsa abbastanza lunga, vediamo come va lungo, infatti cercare la testa di compagni, palla che rimane lì, tacco di Mendola, Rodungia allunga quel poco che può per mettere un po' in difficoltà gli avversari. Terranova va dalle parti di Bartolomeo Caronia che alza il pallone a cercare l'aggancio di Frisella, aggancio perfetto con la coscia, poi la campo in realtà è terminato e dunque rimessa laterale, questa volta non l'ha proprio allontanata, però ancora una volta ha rischiato tanto Frisella. Il signor Cannata qui si è avvicinato, digli qualcosa però non c'è nulla. Intanto Capozzucchi con le mani, la Vardera un po' in ombra riesce a passare, poi commette fallo, sempre perfetto il break da parte di Frisella. Al momento il match tra i due sulla fascia che è stato al momento viene vinto da Frisella, ma anche nettamente potremmo dire. La Vardera oggi non sta attaccando e questo è un grande peccato perché nel gioco, nello scacchiere di Mister Napoli, gli esterni sappiamo quanto siano fondamentali, sia Pellegrino che però leggermente bloccato, ma soprattutto la Vardera dovrebbero fare probabilmente qualcosa in più perché sappiamo quanto invece siano giocatori molto forti per questa categoria. Va Messina a lungo a cercare la torre in testa, poi Di Salvo con un pugno a mettere lontano il pallone, poi cross dentro ancora una volta di Musso, troppo potente, Frisella riesce comunque a tenerla lì. Adesso ci regala un dribbling sulla Vardera, elastico di Frisella, poi la Vardera con l'intervento molto duro ma comunque sul pallone, poi il fallo da parte di Terranova, ma la Vardera si era un po' vendicato dei tanti dribbling di Frisella facendo un intervento molto duro ma comunque sul pallone e dunque 1-0 risultato. Costantino, Muzzo va incontro a Mendola, lui va a lungo a cercare Ricciulli, palla che però non ne viene presa dal numero 77 direttamente da Caronia, poi Pitanza con Costantino, questo è braccio troppo largo da parte delle 21. Qui buon lavoro da parte di Pitanza che guadagna un calcio di punizione, si chiedeva forse il fallo contrario con Pitanza che invece va sgomitato nei confronti di Costantino, non per il direttore di gara che invece ha fischiato un calcio di punizione. Questa potrebbe essere una chance piuttosto importante, vediamo perché da lì potrebbe andare Messina, c'è anche Frisella però, entrambi due soluzioni mancine. Entrambi stanno guardando attentamente la porta e sembra un po' anche dalla prossemica che vogliono trovare la porta. Vediamo, tra i pali di Salvo sta vediamo chi va, sembra Messina, però attenzione anche a Frisella, sono molto vicini forse Frisella e infatti va il 7 con il mancino, palla che gira non in maniera però corretta e dunque palla fuori, ma
Buona occasione per il Castellammare, non battuta perfettamente, però si fa vedere ancora una volta dalle parti della squadra ospite. Dunque Frisella, Tarantino, col mancino quasi senza guardare, poi Pitanza mette in gioco il petto molto bene Pitanza, poi sbaglia il break in mezzo a tre, Romano alla meglio, Riccioli poi nettamente in posizione di fuorigioco, viene pizzicato da parte del direttore di gara, Guarderini era molto vicino. Tarantino va a lungo, cercare Pitanza, vince il rimpallo, Pitanza col mancino e trova le mani soprattutto di Salvo, e dunque al minuto 32 abbiamo avuto una grande occasione ghiotta ancora per il Castellammare, ma questa volta Di Salvo ha una grande parata sul lavoro ottimo di Pitanza, che ha vinto un rimpallo con Capozzucchi, se non abbiamo visto male, e poi ha calciato con potenza verso la porta, poi si abbraccia un po' con Muzzo, tutto regolare, però poi si scontrano un po' i due. Stefano, salila! Capozzucchi si prende lui la responsabilità di avanzare, poi prova a lanciare il pallone, non riesce, c'è una deviazione verso il pallone che sta per raggiungere la barriera, palla quindi in rimessa laterale con lo stesso numero 10 che andrà probabilmente a battere. Adesso si cerca un po' di cercare quelle che sono le giocate sull'esterno, perché sia Pellegrino ma anche la Vardera quest'oggi praticamente non sono mai stati cercati. Sta faticando molto a centrocampo anche Capitan Cerniglia, Romano, Mendola. Poi chiaramente lì davanti è un po' la complessività di tutto, dunque è la somma di tutte le parti, perché giocando con un po' tanta difficoltà sia in difesa che a centrocampo, sugli esterni, poi il risultato è quello che agli attaccanti non arrivano palloni giocabili. Frisella con la Vardera, questa volta fa un buon lavoro il 10, però è anche l'ultima a toccare, dunque rimessa con le mani sempre per la squadra di casa, che ha l'opportunità di giocare ancora questo pallone, di guadagnare anche qualche secondo, che adesso potrebbe essere importante. Palla lunga di Carogna, cercare Pitanza alla meglio con il petto, poi Terranova tiene botta benissimo, Romano esce sulla pressione ma non deve trovare nessuno, Musso finta, va verso l'interno, Messina alza ancora la testa e cerca la giocata verso Frisella che ci arriva, Taversone dentro, cercare da parte l'altro esterno Musso che l'aveva tenuto in campo per qualche istante, poi direttamente fuori, e dunque risultato di 1-0 dopo 34 minuti, più Castellammare, poco Don Carlo Misilmeri. Con le mani va Muzzo, cercare Pellegrino che col mancino allunga la squadra, poi testa di Terranova, attacco del compagno, poi la mette giù, prova a fare un tunnel Terranova con Romano che dice qualcosa, Romano classe 2005 ma sembra un veterano di questa categoria, anche per la personalità che mette sempre in campo. Terranova, poi Muzzo si scontra con Urso, non c'è nulla però per il Dizio che era molto vicino, tutto ok. Dunque Pellegrino sul punto di battuta con le mani, c'è Mendola che guarda il compagno, quasi a dire scaricamela, però si va da Radungia con Messina, questa fa un buon lavoro, poi si lamenta un po' l'attaccante numero 26, ma non c'è nulla per il signor Cannata. Momento un'ottima direzione da parte del fischietto agrigentino, poi Ricciulli commette fallo, sembrava di no da qui, sembrava avesse preso il pallone piuttosto nettamente Ricciulli, con Terranova che si è guadagnato questo calcio di punizione. Poi chiaramente, come diciamo sempre, bisogna ritornare anche indietro con le immagini, voi che siete a casa lo potete sicuramente fare, riguardare se effettivamente fosse stato un intervento irregolare o meno. Da qui sembrava di no, però ci fidiamo chiaramente, non potremo fare altrimenti da parte del direttore di gara. Palla lunga per Pitanza, non la tocca direttamente dalle braccia poi di Di Salvo, quindi può fare ripartire i suoi. Cioè Costantino e quasi indica al compagno di andare da Capozzucchi, che infatti riceve il pallone adesso. Palla lunga, centrale, Rudungia, buon lavoro questa volta. Mendola, c'è largo sulla sinistra Pellegrino, questa è la prima volta che forse funziona questo tipo di gioco. Mendola rientra su Messina, la meglio, lo salta, Mendola va sul fondo contro Milano, cerca il cross 2 volte, 3 volte, deviazione rimessa dal fondo, però si fa vedere anche il Don Carlo Misilmeri
con questa buona occasione, perché per la prima volta Rodungia ha fatto un buon lavoro da attaccante, ovvero quello di andare a prendere questo pallone e poi scaricarlo sull'esterno. Questa volta gli è riuscito molto molto bene, era un po' la prima volta forse che lo faceva. Messa al fondo con Di Paola, poco cercato, anzi poco chiamato in causa. Pallone alto, testa Capozzucchi che va in cielo nel tentativo di ostacolare, ci riesce anche il suo diretto avversario, in questo caso Frisella, che è sicuramente tra i migliori in campo, un giocatore, ricordiamo, ex di questa gara, e quindi probabilmente sentirà molto la partita. Frisella, Capozzucchi, di rimessa per i biancorossi, forse qua ci stava anche un fallo in realtà. Ma il classe 95 Capozzucchi con le mani non ha però un appoggio facile, forse dovrà andare lungo verso Rodungia che si avvicina, infatti va proprio su di lui. Buon lavoro ancora una volta, spalla alla porta, poi cerca di dialogare con i compagni, non riesce. Cerniglia, Frisella, molto bravo questa volta a fare valere il fisico. E quindi rimessa con le mani per il Castellammare, minuto 37 di gioco, 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Decide la rete di Tarantino con un cross, e poi è diventato in realtà un tiro in porta. Allontana Caronia, sempre molto attento con la sua esperienza, costo tiro di testa, però c'è una posizione di fuorigioco. Il gioco di rientro. Avete sentito il guardaline chiamare l'arbitro a gran voce dicendo Peppe, 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 insomma abbastanza scontato. Qui nel frattempo Mendola aveva fatto un grande movimento, perché con il controllo a seguire è riuscito anche a dribblare Messina. Non era facile, ma l'aveva fatto veramente perfettamente il 20. Adesso invece bisogna ricominciare con Cosentino. Cerniglia vuole in avanti le finte, poi Rodungia per Ricciulli. Questa era una buona giocata da parte della Don Carlo Visilmeri, con questo pallone di Ricciulli che non aveva toccato nemmeno la sfera, ma con un movimento aveva lasciato lì verso Rodungia, che con una sponda l'aveva messo praticamente davanti la porta, però ha potuto fare i conti con Tarantino, che ha tenuto bene la posizione. La Vardera, Ricciulli tiene lì il pallone, adesso esplode con la sua tecnica, dialoga con la Vardera, è tutto regolare, palla dentro, allontana di sta Caronia in anticipo anche sui compagni oltre che sui avversari. Sarà quindi rimessa laterale, dunque si fa vedere ancora la squadra biancorossa, che non ha ancora calciato in porta in maniera convincente. Rimessa lunga di Lavardia, cercare la torre di testa, palla che non passa, poi Pellegrino vince il mismatch, cambia tutto verso Lavardia che cerca il traverso, Messina ancora si frappone, e dunque da una rimessa laterale, pallone che si allontana, minuto quasi 40 di gioco, mancano 5 più qualcosina da recuperare. Non ci sono state delle interruzioni abbastanza importanti, quindi pensiamo un recupero forse di un minuto, giusto per i gol, per qualche piccola interruzione di qua e di là. Nel frattempo palla spazzata da Frisella direttamente tra le braccia di Di Salvo, c'è largo Muzzo, non riceve il pallone, però che c'è anche la pressione da parte di Pitanza oltre che di Urso, che li vanno a quasi negare l'appoggio al portiere avversario. Messina in testa, la mette giù Cosentino, che però commette fallo ancora una volta. È già la seconda volta che commette fallo Cosentino così, dice qualcosa infatti al signor Cannata, non è d'accordo l'ex Palermo Primavera. Diciamo l'unica occasione forse degna di nota per il Don Carlo Misilmer è stato il colpo di testa di Cosentino, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo è saltato in maniera molto molto positiva, non trovando la porta ma mettendo comunque in difficoltà la difesa avversaria. E dunque adesso sarà calcio di punizione, vediamo Messina. In precedenza aveva lasciato lui la battuta a Frisella, che aveva cercato una conclusione, adesso invece andrà lo stesso capitano numero 10 con molta probabilità. C'è anche Terranova però
Infatti va Terranova con la potenza, non trova nessuno, poi 2 volte, deviazione, si mette in difficoltà Di Salvo, ampiamente fuori però non si aspettava sicuramente il portiere, e dunque continua ad attaccare la squadra di casa con Terranova che ha provato una conclusione diretta su punizione, ha preso però la barriera in pieno, poi un nuovo tiro non preciso, trovando però una deviazione che poteva anche mettere un po' in difficoltà la squadra ospite. Dunque calcio d'angolo con Frisella sul punto di battuta, va dentro Colmancino, tocca Mendola, è lontana, poi si coordina ma non calcia. Ricciolli, scontro con Frisella, non c'è nulla per il signor Cannata ed è rimessa per il Castellammare. Poi ancora a terra però Ricciolli, e forse non sta benissimo, in precedenza c'era stato quel contrasto, poi questo che Messina. Adesso Tripoli si è rialzato per riscaldarsi, vediamo, Mendola indica qualcosa a mister Napoli, la bocca, quindi forse quasi a dire ha preso un colpo lì, probabilmente. Lo staff rappresentato da Marco Carlino non entra neppure in campo, quindi tutto ok, si è rialzato, sta bene Gomez Ricciolli. Poi il gioco è fermo però, con mister Napoli che si lamenta. Signor Cannata, digli qualcosa, forse per spiegargli le ragioni del mancato fischio precedente. Sarà quindi rimessa laterale con Musso che va a lungo a cercare Messi, testa che allunga sul secondo palo quasi a campanile, poi Capozocchi mette una pezza, Frisella, deviazione e Di Salvo blocca. È stata una buona conclusione da parte di Frisella che aveva trovato nuovamente una deviazione, quindi poteva mettere anche in netta difficoltà Di Salvo che però è andato giù con i tempi giusti e ha bloccato questo pallone senza però problemi. Adesso va a lungo col mancino a cercare la torre di Rodungia, non la prende, palla che rimbalza, Pellegrino, Rodungia aggancia, calcia per la parata, poi la marchia e si divora il gol, ma era a posizione di fuori gioco, però è quello che deve fare il Don Carlo Misilmeri adesso, deve cercare la punta e Rodungia qua ha fatto un grande lavoro perché sulla sponda di Pellegrino lui è arrivato a calciare anche con i tempi giusti, poi Di Paola fa una grandissima parata, è vero, la partita si è divorato, qui era in posizione di fuorigioco, ma ripetiamo, è quello che deve fare il Don Carlo Misilmeri adesso, cercare di avanzare un po'. Nel frattempo mister Napoli sta prendendo con qualcuno, non sapevo con chi, forse con Tripoli, per dire di velocizzare il riscaldamento, possiamo ipotizzare adesso, ma non abbiamo capito in realtà. Testa di Capozzucchi, rimane a terra ma si rialza Terranova, anzi era Urso, chiedo scusa, Terranova tiene sempre il pallone, manda al bar 2 avversari, poi scarica dalle parti di Musso, buon lavoro sempre del numero 5, oggi una grande partita. Messina, vediamo se cambia gioco come sempre, lo fa, chiama Tarantino, se prova il traversone, 1-2 con Frisella, forse cross adesso, lo fa, mette dentro, la tocca poi Costantino, ma c'è stato anche un intervento irregolare piuttosto netto da parte di Urso e dunque calcio di punizione, fallo in attacco e dunque calcio di punizione per gli ospiti. Si deve recuperare forse un minuto, se non abbiamo visto male, anche sentito. Di Salvo va a lungo a cercare Rodungia, testa Frisella, palla che rimane comunque lì, la Vardera scambia con il 26, adesso chiama Ricciolli, brutto passaggio perché c'era Mendola posizionato probabilmente meglio, è vero che Ricciolli poteva andare anche verso la porta in quel caso se il pallone fosse passato, ma Mendola era sicuramente messo in una posizione migliore e anche soprattutto, mi viene a dire, più semplice da servire. Palla che si impenna, poi la tocca a Romano, Terranova, buon lavoro con le personalità da parte del giovane calciatore. Terranova col tacco, poi il tunnel gli riesce, Pellegrino in mezzo a 2, ancora Terranova alla meglio, lavora sempre per il pallone, la tiene tanto,
poi Musso va sul mancino, scarica, passaggio sbagliato, Recciole va intercettato, poteva partire, ma per il signor Cannata va bene così perché finisce il primo tempo, risultato di 1-0, grande partita al momento tra Castellammare e Misilmeri. Noi come sempre vi invitiamo a rimanere qui connessi perché solo qui, in esclusiva, il secondo tempo della sfida. A dopo! Distanza di 8 punti titola testa coda, ma le vittorie di settimana scorsa titolano salute per entrambe. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana agli Albanesi. Settima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un buon pomeriggio da Federico Aldarella sotto la pioggia dello stadio Licauli. Scendono in campo San Giorgio Piana e Casteldaccia. Pallone alzato in direzione di Moccero, poi contenuto bene Sferruzza, Bisconti contatto e l'arbitro indica subito il dischetto. 4 minuti 37 secondi, prima svolta della gara. Sferruzza contro Lamin. Rincorsa di Giovanni Sferruzza! Aveva intuito Lamin Sissé, ma non basta. Il Casteldaccia va in vantaggio dopo 6 minuti col suo numero 10 Giovanni Sferruzza, ed esultanza in panchina perché questo ovviamente è un gol pesantissimo. Una partita in meno, adesso sta giocando la sesta, ma comunque una partita in meno rispetto alle altre. Cross in mezzo, interessante di Miliziano a cercare la testa di Scalisi che si è inserito perfettamente arrivando da dietro. Ovviamente Chinnici che batterà la punizione, rimangono dietro cintura e buona Maison. Sinistro di Chinnici sul primo palo, Scalisi prolunga e prende l'incrocio dei pali, è andato di nuca. Spizzata di Moccolo per Sferruzza che prende posizione, si gira ancora Sferruzza fa 2-0 su un'altra mezza dormita della difesa del San Giorgio Piana. Doppietta di Giovanni Sferruzza che prima è esultato con la panchina, adesso non si contiene più. Lancio di Sissé dalle parti di Maltese, male abbatte, poi espone Miliziano, Maltese entra in area, Maltese, Marra con un miracolo, poi Miliziano ha colpito Maltese, poi ancora la palla vagante in area, buona Maison, forse con un braccio, sì. Occhio al movimento di Maltese che è scappato alle spalle di D'Amico, ci arriva Maltese, pallonetto di Maltese, ha salvato Raia sulla linea. C'è anche Bisconti, va Bisconti che ha calciato molto bene. Facci posizione. Se ne incarica sempre Chinnici, occhio al contatto in area, Bisconti! Ma cosa ha preso Marra? Fuschi, sombrero, ottimo, e poi pallone spedito in avanti a cercare la corsa di Sferruzza che è un po' di campo, la porta antitesta, arriva in aria, rientra Sferruzza che ha perso attimo e si è appoggiato su Moccero che calcia col destro. Lamin Sissé in calcio d'angolo. Pallone basso per il controllo di Moccero che Sissé. Grande intervento di Lamin Sissé. Poi la palla lì, Sinagra, specie avanti, interessante. Liga, in area Liga, Marra è intervenuto. Palla ancora lì, intervento regolare di Marra, Ballestri si è girato, poi Scalisi da fuori. Sul fondo di poca occasione San Giorgio. Doppia. Barriera enorme del Casteldaccia. Vediamo chi va. Parte Chinnici! Ma dove l'ha messa? Nel 7! Perfetta la punizione di Giorgio Chinnici, secondo gol consecutivo, una pennellata, 1-2. La affida a Liga, chiamano il fuorigioco, non c'è, cross di Liga verso Balistreri di Marra con un pugno, palla lì, Sinagra! 2-2, l'hanno rimessi all'Aimo, l'hanno rimessi in piedi, gli uomini di Filippo Chinnici con tutto il cuore, 2-2 su una palla vagante in aria. 2-2 fra San Giorgio e Casteldaccia, il San Giorgio l'ha ripresa ed è sempre in parità e la vuole addirittura vincerla, spinto ai tifosi, palla sul secondo palo, a cercare Iantus! Sul fondo di niente, ha messo una palla d'oro, Giorgio Chinnici. Iantus, Pucci tappa il buco, non basta perché si aspettò l'intervento di Fuschi, però ancora Pucci a fare la spadaccina, spina avanti su Sferruzza che manda a invertire il pallone stanchissimo, posizione quella di Graziano! Potente sull'esterno della rete. Marra aspetta ancora tanto e dice che basta così. È 2-2 fra San Giorgio Piana e Casteldaccia e gli applausi e Licauli sono la cosa più bella perché un Casteldaccia
romantico nel primo tempo con la doppietta di Sferruzza che aveva portato in vantaggio i suoi dopo 4 minuti su calcio di rigore. Poi aveva raddoppiato su errore della difesa del San Giorgio. Il Casteldaccia sta per compiere un'impresa 2-0, ma il San Giorgio in difficoltà ma con tanta sfortuna anche nel primo tempo è riuscito a ritrovare la via giusta, il calcio che vuole Chinnici.
L'attesa è finita, siamo tornati live finalmente per commentare questo secondo tempo bellissimo della sfida tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri, risultato al momento di 1-0, ma sappiamo che sono due squadre che possono regalarci ancora tanto spettacolo. Lo hanno fatto già nella prima frazione, ma ci aspettiamo che lo facciano anche nella seconda. Nel frattempo dovrebbe esserci un cambio, se i calcoli sono corretti dovrebbe entrare Tripoli, che si è riscaldato praticamente per entrare, infatti lo vediamo lì alzato, parla con lo staff. Vediamo al posto di chi, perché attualmente vediamo tutti la Barderelli, c'è Capozzucchi, Ricciulli, Mendola, Ludongia, che però si avvicina alla panchina, ma non sembra avere il volto di colui che deve uscire. Forse c'è Ricciulli, vediamo, perché Tripoli fa sì il suo ingresso, però non abbiamo capito dovrebbe essere uscito Pellegrino, dunque questa è la scelta da parte di mister Napoli, con Ricciulli che gioca a destra, la Vardera invece sull'out di sinistra, lì davanti Rodungia e Tripoli. Queste le scelte, dunque fuori Pellegrino, non una partita saltante per l'esterno sinistro, in gol anche nel match contro il Partì di Codaccio, però sicuramente poteva ancora fare qualcosina in più, ma sicuramente la scelta di mister Napoli avrà avuto diverse valutazioni. Nel frattempo è iniziato anche il secondo tempo, questo pallone lungo di Messina, che però non trova nessuno dei compagni, soltanto una sventagliata per cercare un aggancio che però non è mai arrivato. Di Salvo, palla in rimessa laterale, nel frattempo con il Castellammare che non ha fretta chiaramente di battere, e invece Tripoli che ne ha abbastanza, ma lui così da raccattapalle come nel primo tempo, il tentativo di far avvicinare sempre di più il pallone a loro. Pallone che si impenna a testa da parte di Muzzo, si è staccato molto poco il centrale di sinistra del Don Carlo Misilmeri. È un po' anche ciò che abbiamo visto in realtà per tutto il match, i centrali sono abbastanza bloccati. Buon lavoro di Romano, poi cerca di velocizzare Mendola, non c'è riuscito, palla che si impenna, Mendola ancora quasi disorientato dopo il pallone alto. Minuto 46, sono passati 1 minuto e 30, dunque 90 secondi all'inizio di questo secondo tempo. Canovaccio è abbastanza simile a quello del primo tempo, con Castellammare in gestione, però attenzione al Don Carlo Misilmeri, perché adesso in questa seconda fase ci aspettiamo qualcosa di più. Urso cerca di dialogare con i compagni, allontana Romano, poi la Vardera, vediamo se e come agirà in una fascia non propria, lui che è un esterno destro, ora invece è stato schiedato come esterno sinistro, vediamo se magari potrà servirgli questo cambio di fascia per accendersi definitivamente, per accendere, dunque posizionare il tasto on dal off al momento della sua partita. Non è esaltante, anche messo in difficoltà da Frisella. Adesso invece con lo schieramento di Ricciolli sull'alto di destra, probabilmente è una soluzione tattica di mister Napoli per non consentire a Frisella di attaccare con così tanta efficacia, perché adesso dovrà anche contrastare le avanzate di Ricciolli, che presumiamo siano tante. Cerniglia, buona palla, perso Rodungia, allontana invece la difesa con Milana, testa ancora una volta di Capozzucchi, poi allunga Messina il pallone, Cosentino lo rimette lì, Messina cosa risponde come un ping pong, Messina nuovamente lo rifà, poi Tripoli mette giù il pallone per Messina, si aggancia nei due, Rodungia ha dato una grande palla qui a Ricciolli, però il gioco è fermo con Messina che è stato agganciato dal piede di Tripoli e dunque calcio di punizione, ma grande possibilità qui del Messina. Claudicante che scusa Tripoli, sa di avere commesso fallo.
Dalla panchina potrebbe esserci anche l'ingresso di Youssef Sherif, che potrebbe dare quel pizzico di tecnica in più. Testa di Muzzo, palla verso Rudungia, anticipo netto di Caronia che però non è perfetto, poi Riccioli si autolancia, viene portato verso l'esterno da Frisella che fa ancora una volta una buona chiusura, non soltanto in zona offensiva ma anche in difesa. Si fa vedere il numero 7. Sarà quindi rimessa con le mani. Tarantino vediamo lì a battere, pronto con le mani, va anche piuttosto lungo, palla che rimbalza su Urso che tiene bene in botta, poi va centralmente, Mendola fa un grande recupero e si autolancia il 20, adesso apparecchia dalle parti di Lavardera, rientra sulle piede forte, poi viene falciato ed è calcio di punizione, non c'è cartellino giallo però è fallo da parte di Urso, anzi no, di Terranova, chiedo scusa. Capozzucchi avanza, va e si appoggia su Tripoli, bella palla per Ricciulli, cross in mezzo, trova però ancora il piede di Frisella, adesso comincia a crederci sempre di più il Don Carlo Mesilmene, ci crede anche il pubblico che lo sta incitando fin dalle prime battute. Nel frattempo calcio d'angolo. Va Romano, battuta molto profonda sul secondo palo, sbuca di testa ancora una volta, stavolta Muzzo, non Costantino, palla però che si impenna alta sopra la traversa. Poi ancora una volta Cerniglia a dire qualcosa al direttore di gara, forse per l'ennesima perdita di tempo da parte del Castellammare, ma anche un po' il gioco delle parti, bisogna essere sinceri. Dopo c'è giù Terranova, poi va giù Capozzucchi, del rosso per Terranova, non abbiamo visto però il motivo. Di Salvo è decisamente infuriato, adesso c'è una mischia, stavamo completamente guardando altro, ovvero la rimessa da parte di Di Paola, però adesso cartellino rosso. Del rosso quindi per Terranova, non abbiamo visto il motivo, poco prima era andato giù, forse in un contatto con col suo avversario, poi si è rialzato, si crede una gomitata, però è un po' un'ipotesi, non abbiamo in realtà visto, stavamo commentando la rimessa dal fondo di Di Paola. Costantino nel frattempo, da calciatore più esperto, a dire ai compagni pensiamo a giocare, non pensiamo a questo, infatti vuole subito rimettere il pallone, va dal direttore di gara e dice ok, posso battere da qui. Poi il signor Cannata chiama a sé Tarantino e Capozzucchi, ed è giallo per entrambi, giallo per Capozzucchi, giallo per Tarantino, i due braccetti delle difese, però il rosso per Terranova, dicevamo. Messina anche a parlare con Romano, non è la stessa tesi, però probabilmente sposa l'antitesi di quello che sta dicendo invece il 10 capitano. Parlano anche Cerniglia e Terranova. Gioco fermo per ora, adesso è in 10 uomini il Castellammare, dovrà difendersi per il resto della partita. Il risultato è vero che sorride, però Mesilmene dovrà approfittare di tutto ciò, vediamo se lo farà. Nel frattempo c'è un uomo meno a centrocampo per i padroni di casa. Tripoli prima molto bene, Riccioli crossa dentro sul secondo palo, non sbuca nessuno, testa poi da parte di Musso che quasi se la prende con i compagni a dire perché non mi avete chiamato che fossi solo, e regala un calcio d'angolo che vedrà battere Lavardera. Vediamo come andrà l'esterno
di piede destro, è partito come esterno destro, poi come esterno sinistro. Adesso vediamo come giocherà. E sarà quindi calcio d'angolo con la Vardera. Pesca dentro qualcuno, non trova però nessuno perché c'è Messina che anticipa sul primo palo. Poi Urso, buon lavoro qui in fase di ripiegamento, buona gara per l'8. Classe 2006, molto giovane Urso, ma una gara ottima. Credo che il mister sarà contento. Rudungia con Messina, si agganciano i due, poi accusa un colpo al viso, ma non c'è nulla per il signor Cannata, che fa quindi continuare. Arrivate al minuto 54. Abbiamo già avuto l'episodio che potrebbe cambiare la partita, chissà, vedremo. Ci riferiamo chiaramente all'espulsione in casa Castellammare per l'attaccante centrocampista, in realtà Terranova. Frisella alza il pallone, quasi un tentativo per allontanarlo il più possibile. Capozzucchi lascia scorrere saggiamente. Ci sarà spazio per Malik Ba, al momento non si sta riscaldando il classe 1999, però potrebbe essere una carta interessante, forse al posto di Pitanza o magari anche dialogando insieme, quindi al posto di Urso. Capozzucchi. Rudungia 1-2, non è riuscito con la sponda verso Ricciolli e Di Paola blocca dopo 10 secondi di ritardo. Ma Di Paola adesso che mette il pallone giù e va lunghissimo a cercare Frisella che aggancia anche molto bene, ma il pallone è tenuto fuori. E come sempre terza volta un po' che rischia qui. C'è un cambio perché è pronto l'ingresso di Giuseppe Caiozzo. No, posto di chi? Forse per Urso. Vediamo se è il posto effettivamente di Urso. Ed entra e va subito in difesa, però forse è uscito dall'altra parte, ma qualcuno è uscito sicuramente, ma è uscito Pitanza dunque, con il solo Urso in attacco, testa di Tripoli, Ricciolli mette giù, tocca bene Tarantino, poi il dribbling di Terranova, ubriacante, ne salta due, poi lascia il pallone col tacco, questa volta va giù invece Musso che chiede anche un cartellino giallo, non è per il direttore di gara, dicevamo è uscito Pitanza, quindi fuori una punta dentro un difensore, e questo è già anche un sinonimo di quella che sarà la partita per il Castellammare, perché a centrocampo è salito Musso, dall'altra parte si è invece allargato Milana, con al centro Caiozzo, in attacco il solo Urso che però non ha un fisico sicuramente da più della prima punta, è più una seconda punta, quindi probabilmente giocherà dei palloni tecnici piuttosto che ambire a qualche pallone fisico. Tenta allontana Caronia, c'è il vantaggio, poi Urso quasi anticipa Costantino che fa una buona chiusura due volte con l'esterno, palla che rimane ancora lì, Terranova la controlla, si autolancia, poi Costantino invece mette una pezza con il piedone. Capozzucchi, Tripoli, buon lavoro per l'attaccante, poi Ale, fallo ed è giallo di Terranova. Frisella allontana l'ennesima volta il pallone. Una buona giocata da parte di Capitan Cernia, che oggi non si è visto molto, però adesso qui fa un buon controllo a seguire, poi in mezzo a due giocatori si è preso questo calcio di punizione e ha fatto ammonire soprattutto Terranova. Nel frattempo parlano Capitan Cernia e Capitan Messina. Tanti cartellini adesso, palla testa tutta all'area di rigore, Frisella di testa, poi
Romano, Capozzucchi, cambia tutto dalle parti di Muzzo. Lavardera, centrale, Romano, la controlla sempre con tanta eleganza il 4. Muzzo, Cerniglia, riceve il pallone e smista verso l'out di destra con Capozzucchi che cerca di invitare Riccioli al dribbling, salta l'uomo, poi cross dentro sul secondo palo. È una bella idea questa da parte di Gomez Riccioli, un cross perfetto, mancava soltanto una spizzata di testa in porta per essere poi straordinario il tutto. Poi mister Napoli si lamenta perché dice di essere un po' più rapidi nel restituire il pallone. Andrà di Savo, poi mister Napoli ancora una volta a colloquio con la panchina avversaria. Minuto 60. Palla alta, testa di Cerniglia, poi allontana col mancino Musso che ricordiamo è passato da fluidificante di fascia destra al ruolo di centrocampista centrale insieme a Messina e a Terranova. Infatti forma questo centrocampo che in realtà però potremmo quasi dire come un 4-4-1, non è più un 3-5-2, è più un 4-4-1 con Tarantino che fa quasi da terzino sinistro. Riccioli, buon lavoro su Frisella, guarda la porta, poi cerca il traversone dentro direttamente dalle braccia di Di Paola. Dicevamo Frisella molto largo, quindi a sinistra con Tarantino al centro insieme a Caronia e Caiozzo, largo a destra invece vediamo Milana. Quindi dovrebbe essere così la formazione con poi Musso che invece gioca a centrocampo insieme a Messina e Terranova. Caiozzo, testa Romano, Costantino, mette giù senza problemi. Romano da vertice basso prova a smistare il gioco, lo fa bene per Riccioli, è tanto cercato dai compagni, il dribbling, salta l'uomo, Riccioli cerca ancora il traversone dentro, Messina mette una pezza 2 volte e poi con la terza lo allontana più lontano che può, petto di Capozzucchi. Roma adesso si cerca di fare un assedio per la squadra ospite. Muzzo non avanza quasi mai, poi cambia dalle parti di Capozzucchi e lui invece che un po' di più si vede lì. Cerniglia per Riccioli, la controlla, vediamo se crossa, lo fa adesso, trova per ancora Frisella, calcio d'angolo. Minuto 61 di gioco, il risultato è sempre di 1-0. Cross dentro, cerca la testa di Costantino, palla che rimane lì, va fuori, ha provato in questo caso il difensore che salta sempre tanto bene, decisamente meglio però nella prima frazione in cui ha colpito la palla con maggior impatto, palla poi terminata fuori, che invece è quasi un tentativo smorciato. Nel frattempo si riscalda Malik Ba. Nel frattempo mister Napoli si lamenta tanto per i palloni. Andrà Di Salvo quindi lungo al minuto 62 di gioco e cerca Frisella che tocca con la testa, poi Rudungia non arriva, c'è Cerniglia, poi sta Capozzucchi, Costantino allunga verso Tripoli, palla che rimbalza nel manto erboso di Castellammare e poi è allontanato da Milana. Testa Romano che chiama e invita l'appoggio Lavardera, palla sulla sua. Romano, Costantino, Ricciulli riceve il pallone, poi cerca la porta da fuori, ha fatto bene a provarci, non l'ha trovata di molto però
è comunque un'occasione. Poi il pallone viene ridato in campo, però non serve perché Di Salvo lo ha già preso direttamente da fuori. Va Di Salvo quindi lungo a cercare i compagni, testa, non è trovato però nessuno in maglia azzurra. Messina mette giù dopo il tocco di Romano. Reccioli prende il tempo, adesso Tarantino è veloce, Reccioli mette palla dentro, allontana Cagliozzo, palla che rimane di testa di Cerniglia, poi conclusione di Vendola e Di Paola respinge benissimo, ma che azione per il Don Carlo Misilmeri. Riccioli cerca l'invito verso Romano che cerca la porta. Adesso inizia l'assedio da parte del Don Carlo Misilmeri. Non c'è deviazione, ma buona occasione ancora per gli ospiti. Dispera mister Napoli nel frattempo, che batte le mani quasi a scuotere, ma anche a incitare i suoi ragazzi. Andrà Di Salvo, quindi Di Paola, chiedo scusa, lungo, testa di Frisella, Muzzo allontana, è rimasto giù nel frattempo Romano, però c'è un intervento irregolare di Cagliozzo appena entrato, lui che ha levato le castagne dal fuoco in precedenza su un pallone messo al centro di Ricciulli. Quindi calcio di punizione, vediamo la partita che ha sistemato la palla in maniera molto molto attenta, e chissà che il Dici non voglia calciare, perché da lì quando crossi solitamente la sistemi una volta, ma quando vuoi tirare la sistemi anche 2, 3, 4, 5 volte, 10 volte, ovvero fin quando non ti va bene. E quindi la partita ipotizziamo possa anche calciare, vediamo. Va Lavarde che cerca la porta, prende però decisamente male. E poi c'è anche un cambio per il Castellammare, forse, vediamo, no? E invece sì, perché entra con la numero 18 Emanuele Lopez, esterno di fascia mancina. Vediamo chi entra, chi esce, anzi, scusa, forse Urso, vediamo, perché è quello che si avvicina alla panchina. E infatti lascia il campo Urso, dentro Lopez, cambio difensivo, vediamo però chi andrà come attaccante, no, perché si è alzato anche Ba, ecco. Adesso il cambio ha decisamente più senso, perché Ba andrà a giocare chiaramente da punta. Nel frattempo vediamo chi esce, perché pronto sicuramente a entrare Ba. Dentro Ba per Urso, e poi è uscito con la 5 Musso, grande gara per lui, buonissima gara, prima da terzino, poi da centrocampista. Vediamo però chi è uscito. È uscito Musso, abbiamo detto, e Urso, quindi Musso e Urso fuori, dentro invece Ba e Emanuele Lopez, che dovrebbe giocare come esterno, infatti lo vediamo lì a sinistra, anche se c'è pure Frisella. Dobbiamo capire anche com'è un po' l'assetto tattico, ma con il fatto di essere in inferiorità numerica, dunque in 10 uomini, non c'è tanta tattica, si cerca più che altro di coprire gli spazi. Adesso è Malik Ba, l'attaccante, ovviamente per cercare in qualche contropiede di chiudere il match, ma il Carlo Misimeri non è sicuramente dello stesso avviso. La Vardera va giù, non c'è fallo, però sembrava potesse esserci. Poi Estamuzzo cerca di mettere controtempo Ba, che però è fresco, fa finta di andare a coprire e poi lascia scorrere il pallone perché saggiamente lo vede già fuori, dunque rimessa con le mani. Dicevamo ci poteva anche stare forse un calcio di punizione sulla Vardera, che si era scontrato con il suo diretto avversario, non però per il direttore di gara che ha lasciato continuare, ha preferito far continuare. Ba con il petto allontana qui Milana quasi
ad allontanare il più possibile il pallone. Capozzucchi, passaggio molto rischioso ma che comunque termina tra i piedi di Muzzo, che avanza. Adesso Mendola con il sinistro, Rudungia cicca l'aggancio, si addormenta un po' Tarantino che poi spazza lontano. Cosentino da centrale a centrale, Capozzucchi di prima molto bene verso il Romano, allo spazio, deve velocizzare il gioco adesso il Don Carlo Misimeri. Cerniglia, Riccioli viene sempre cercato su quella fascia, se salta l'uomo, doppio passo, finta contro finta, poi cerca il traversone in mezzo, allontana una volta la difesa di casa con il pallone che si allontana. Da Cerniglia, però lascia lì a Capozzucchi. Poi Rudungia va giù, si cartoccia, ma è fallo. È fallo del 26 che forse probabilmente per il tocco con il braccio. Possiamo ipotizzare questo, non sembrava aver commesso fallo sicuramente. E dunque calcio di punizione minuto 69, siamo arrivati al 70°. Palla lunga, Bala mette molto bene giù, si autolancia ma non passa con Muzzo. Classe 2001, attaccante e difensore classe 2001, ferma attaccante classe 99 Malik Ba, che è fresco e probabilmente cercherà quel tipo di azione lì. Romano allarga bene dalle parti di Capozzucchi, adesso invitato anche il capitano Cerniglia, gara un po' in ombra per lui. Cerniglia, il dribbling su Ba, c'è fallo ma si continua per la regola del vantaggio, che dà forse un calcio di punizione. Mendola scarica su Tripoli, palla di ritorno che però non arriva mai perché si cerca Rudongia ma si trova soprattutto Di Paola e dunque pallone bloccato, minuto 70. Pallone lungo di Paola a cercare Frisella che stacca di testa ma non prende il pallone, poi con un rimpallo favorisce Lopez, si autolancia però commette anche fallo il 18, anzi no, fallo di Capozzucchi, quindi calcio di punizione per il Castellammare da una posizione comunque ottima perché credo da lì è un po' difficile cercare la porta, però potremmo ipotizzare forse un cross in mezzo e il piede di Messina potrebbe essere adatto a questo tipo di conclusioni. In mezzo all'area di rigore vediamo Malik Ba, vediamo anche salire Caronia che praticamente non sale quasi mai, lo fa adesso. Frisella molto largo, però solo due giocatori, insomma un po' difficile. Messina cerca infatti i compagni, trova però sicuramente la testa avversaria. La Vardera però ha dovuto lanciarsi, poi molto bene quel nettato Cagliozzo che però lo lascia scorrere, anzi si trattava di Milana, poi Cagliozzo invece mette una pezza. Ci ha provato qui la Vardera con un buono scatto in velocità, ne è passato, poi palla fuori, nel frattempo palla rimessa da mister Napoli. Si riscalda intanto Adelfio, attaccante classe 2007 ma anche Sceriffo, potrebbero entrare forse al posto di Rudungia magari. Cosentino alza Campanile, palla che rimane lì, mette un po' in difficoltà tutti. Di Paolo la blocca, ma la blocca quando già il pallone è fuori e dunque calcio d'angolo, minuto 72 di gioco. Qui questi palloni di Cosentino sono anche molto pericolosi, infatti fa molto bene a metterli perché da lì possono anche mettere in difficoltà la difesa perché sono di difficile lettura. Quindi calcio d'angolo con il cross di Lavardera, si stacca di testa Cosentino, palla che rimane lì, poi vole tentata ma non riuscita da Luigi Mendola che è mancino di piede naturale, ci prova col destro, palla fuori. Adelfio, salvola! E adesso andrà lungo Di Paola, Samuele Di Paola, classe 99, una buonissima gara, 2 gol subiti in tutto il campionato, molto molto bene per lui. Frisella intanto tiene pure in campo, poi testa Romano, la palla che rimane comunque lì, Cerniglia lotta con Lopez ma la vede il capitano del Don Carlo Misilmeri, poi Capozzucchi, Ricciulli, buon lavoro adesso, sempre capitano Cerniglia, fallo di Frisella, rischia anche il giallo, ma tutto regolare, cioè tutto ok per il gara perché non c'è bisogno di
uscire il cartellino giallo e dunque si riparte con un semplice calcio di punizione. Palla attraverso il totale di rigore per Riccioli, la aggancia, la controlla Riccioli ed è calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Incomprensione difensiva da parte di Tarantino, che si è fatto sfuggire alle spalle il numero 77, che come sempre è utilissimo in questo tipo di occasioni. Si prende il calcio di rigore e da lì Cerneia si è preso il pallone. Cerneia ha la possibilità di entrare nel tabellone dei marcatori, di entrare ai marcatori con 6 gol. Non sarebbe un brutto bottino, ma siamo soltanto all'8ª giornata per un centrocampista, è veramente tanto. Vediamo come calcerà Cerneia. Nel passato incontro ha spiazzato il portiere calciando ad incrociare. Vediamo invece come andrà quest'oggi, se proverà la stessa conclusione o se invece cambierà lato, se magari calcerà alto, centrale, chissà. Vediamo Cerneia sul punto di battuta dal dischetto, il capitano Stefano Cerneia contro Di Paola, fischi da parte del pubblico di casa. Va Cerneia sotto la traversa ed è pareggio 1-1. La ripresa in Carlo Misimero. Battuta forte, centrale, in porta, 1-1. Adesso vediamo se qualche cambio potrà dare nuova linfa in campo, sia da una parte che dall'altra. Ricordiamo che Castellammare è in 10 uomini per l'espulsione di Terranova, espulsione shock per probabilmente un colpo a palla lontana, quello ravvisato dal direttore Gara. Intanto Di Salvo blocca il pallone dopo il rilancio di Messina, non è felicissimo. Palla rischiosa perché c'era pronto a intervenire, poi Costantino allarga dalle parti di Muzzo, perde qualche tempo di gioco perché nel controllare la sfera fa rimbalzare un po' troppo il pallone. Costantino, pressione di lo rincorre Capozzucchi, lungo per Rudungia, gancio di petto non è buono. Poi Messina ancora una volta si prende anche questo calcio di punizione. Tanta esperienza da parte del 10 che qui, vedendo forse una palla complicata anche da domesticare, ha deciso di farsi fare questo fallo, perché è stato molto bravo, perché ha visto le compagni, il suo diretto avversario allargare un po' l'anca e quindi di conseguenza abdurre quello che è l'arto inferiore e quindi commettere fallo. Riccioli di testa, poi Terranova, già ammonito, ricordiamo il 4. Tarantino di testa per lascia scorrere Capozzucchi, Costantino allontana più che può, poi Tripoli, scontro con Caiozzo, buona difesa da parte del giocatore entrato nel secondo tempo di stampo azzurro. Messina, vediamo se cerca lo cerca adesso, poi ancora una volta, bella giocata, salta tutti ma non Capozzucchi che fa una scivolata da urlo. Ha salvato veramente il risultato, ma qui anche è stato molto bravo nella sua giocata. Taglio alle spalle per Riccioli che ci arriva per il regalo, mette dentro Tarantino, ma qui Frisella forse un po' troppo superficiale, perché almeno da qui sembrava poterci arrivare anche tranquillamente. Non ha messo il piede, forse ci ha un po' ingannato quello che è la prospettiva, forse era veramente distante dal pallone, sembrava di no, però non ci è arrivato. Quindi calcio d'angolo con il cross di Romano, ma sul primo palo Mendola non riceve il pallone, poi va contro Capitan Cernia, non lo vuole fare girare, si aiuta un po' con la trattenuta e va qui, fa sicuramente un brutto gesto, tanto giallo per Cernia, con che ha cercato di inseguire il suo avversario, però è stata una trattenuta sicuramente irregolare, però non cattiva. E giallo quindi per Capitan Cernia, auto del gol dell'1-1, ritmi alti ma anche molto tesi. Nel frattempo l'ingresso in campo di Giuseppe Pizzolato al posto di Frisella, era effettivamente molto stanco il 7, si guadagna anche una buona porzione di applausi. E adesso
Lopez adesso invece gioca come laterale sinistro, perché è un giocatore che fa quel tipo di ruolo. Al centro del campo invece va il neoentrato Pizzolato, quindi Lopez va a fare quello che è il suo ruolo naturale, quindi l'esterno sinistro al posto di Frisella. Era un cambio che effettivamente ci può anche stare. Frisella sembrava vistosamente stanco. Tarantino cercare Bate, sta Costantino, non lo fa staccare, Messina di testa, ancora una volta, sponda, ottima per Terranova che prova a controllare a seguire, poi è super Capozzucchi. Quindi rimessa dal fondo con Di Salvo, per lui un brutto errore nel gol, non avendo calcolato bene il cross di Tarantino. Poi una gara molto attenta da parte del portiere, però l'errore che al momento sta condizionando questo match, fermo sul risultato di 1-1. Cerniglia, buon lavoro, allarga dall'altra parte verso Lavardera che non ha attaccato con tanta costanza quest'oggi, adesso lo fa, crossa dentro, testa tutta la Beniccioli, mette un Tripoli! E segna Tripoli! Palla dentro di Ricciolli, arriva il gol dell'1-2, entra tutta la panchina in campo, esultano tutti, ed è 1-2. Tripoli non se l'è fatto dire 2 volte, vuole sentire le voci Lavardera. Esultano tutti, tutta per Sheriff. Frisella a dire qualcosa, poi è molto arrabbiato. Membro della panchina del Castellammare. Sono in 4 per tenerlo. Gioco fermo per ora, forse una esultanza eccessiva, però non capiamo in realtà il motivo di tutto ciò. Nel frattempo c'è qualche fischio con il gioco che è ancora fermo a minuto 80, 2-1 per il Giancarlo Misimeri che l'ha recuperata alla grande contro un buonissimo Castellammare che però sta pagando sicuramente l'espulsione di Terranova che ha dato l'inferiorità numerica. E poi chiederemo se effettivamente se ha influito, chiaramente è logico, però bisogna vedere se e quanto ha influito per il tecnico. Lo chiederemo poi nelle post partita, nelle nostre interviste consuete post match. Nel frattempo Mister Napoli l'ha ripresa, risultato di 1-2 e adesso è veramente dura per il Castellammare. Ricomincia dunque il match con Messina, allunga Caronia, Ricciolli mette sempre il piede, per lui un rigore procurato ma anche un assist. Insomma, diciamo che la partita è andata decisamente per il verso giusto per Ricciolli, che forse chiede un cambio. Vediamo chi entrerà, perché Sheriff sta velocizzando un attimo e quindi probabilmente il cambio sarà quello. Gomez, Ricciolli per Youssef Sheriff. Vediamo se effettivamente il cambio sarà propriamente questo. Nel frattempo Lavardera, ma giù Cerniglia e quindi calcio di punizione. Sarà calcio di punizione quindi per il Giancarlo Misimeri, che continua ad attaccare ma si riscaldano anche attivoni in panchina, anche la faglia ristretta. Sarà calcio di punizione. Nel frattempo è pronto un altro cambio invece per il Castellammare con l'ingresso da parte di Dario Taibi, un esterno alto. Lavardera pesca dentro i compagni, trova il controllo di Mendola, non felice, e palla poi in rimessa dal fondo con Di Paola che fa cenno ai compagni forse di salire, invece no, perché c'è bisogno di effettuare un cambio ed entra anche Dario Taibi, dicevamo, un giocatore piuttosto interessante, buon dribbling, buona capacità palla al piede. Si augura il tecnico probabilmente che possa cambiare questo match, manca poco ma non pochissimo, 7 minuti. Fuori Terranova.
andrà Di Paola, probabilmente lungo, invece no, perché sceglie la soluzione più corta, quella verso Tarantino, ma bisogna ribattere. La bucata, Capozzucchi allontana senza badare allo stile. Messina sta allunga alle spalle, c'è lo scatto di Taibbi, però Capozzucchi ancora una volta è attentissimo perché chiude la strada. Poi Di Salvo sul punto di ribattuta rischia un po' perché perde qualche secondo di tempo. Ortegara adesso fa cenno di ripartire, signor Cannata della sezione, ricordiamo, di Agrigento. Palla lunga, cercare Ricciulli che di testa la tocca, però il pallone è già fuori. Poi Tarantino con Rudungia. Tarantino cercare buono qui l'aggancio, la controlla, buona giocata, fa tutto solo Malik Bay, molto rapido, poi con l'esterno cercare Taibbi, l'ultimo tocco non è di Costantino, bensì dello stesso mio entrato Taibbi, perché Costantino è molto bravo in quanto fa sbattere il pallone proprio sul piede del 16 e quindi guadagna la rimessa laterale. Con questa vittoria il Lumifinelli sale a 18 in classifica e potrebbe essere veramente tanto un ottimo risultato, in quanto la classifica inizia a delinearsi sempre di più. Qui in mezzo a due fa una grande giocata con personalità, poi Mendola a pressare su Caronia che con una freddezza incredibile, nonostante avesse due giocatori avversari vicini, l'ha controllata e l'ha scaricata sul compagno. Tanta personalità, fa tempo Di Salvo va giù con i tempi corretti. Minuto 85, Mister Napoli non cambia nulla per ora. Soltanto un ingresso, quello di Tripoli, che possiamo dire stia decidendo la gara. Ricciolli si autolancia, Ricciolli sta in portiere, palla che rimane lì, poi sbaglia sotto porta Tripoli, palla che ancora verso la Vardera che va sul destro, può calciare, apparecchia per Ricciolli che vede Cernia, ma è un'occasione sprecata. Romano mette lì le piede, poi Ricciolli lotta ancora e ruba il pallone, le finte, non vuole affondare il dribbling, la tiene sempre lui, poi in mezzo a due va della rimessa. Qui Ricciolli ha fatto una grande giocata perché ancora una volta sull'osso di destra è imprendibile, ha saltato anche il portiere e poi ha lasciato lì il pallone a Tripoli che infatti lo abbraccia quasi a chiedergli scusa, probabilmente a botta sicura è andato Tripoli, ma ha dovuto fare i conti con probabilmente Caronia che ha salvato questo pallone dritto in porta. Messina, buon lavoro, cercare la sua velocità, palla che rimbalza, Costantino sempre provvidenziale, poi palla che rimane lì con lo scatto di Milana, cerca centralmente il compagno, lo trova, poi pressione di Mendola che è stato molto nella sua prestazione in fase di difesa. Messina allarga per il controllo di Lopez a seguire verso il compagno, in questo caso verso Taibbi, Costantino, una buona chiusura, poi rimane giù, avrebbe probabilmente gradito Costantino le scuse quantomeno. Dai Alberto. Di Salvo sul punto di battuta vicino a lui, vediamo Costantino, ma probabilmente andrà a lungo, forse per cercare di allontanare il più possibile questo pallone dalle parti della difesa. Siamo ormai al minuto 87, mancano 3 minuti per qualcosa da recuperare. Chiaramente ci aspettiamo un recupero cospicuo perché tra interruzioni, tra perdite di tempo, ma anche gol ed espulsione, qualcosa, e cambi chiaramente, qualcosa da recuperare ci sarà, presumiamo almeno 4 minuti di recupero. Milana, pressione di Lavardera, palla poi mettuta in avanti, cerca di Taibbi, testa di Costantino, ancora una volta in contrasto, partita sontuosa da parte del centrale ex Palermo Primavera, ma nel frattempo calcio di punizione perché il fallo è arrivato proprio ai danni di Costantino e quindi consente alla sua squadra di risalire in campo, ma anche di guadagnare qualche secondo. Una buona gara comunque quella del Castellammare, anche se il risultato non sta sorridendo, un primo tempo sicuramente straordinario, però qualcosa è successo ed è quello che chiederemo anche al tecnico
post match ai microfoni, ricordiamo, del canale di Sport Isili. Rudungia, testa la tocca. Occhio, occhio! Stefano! Testa da parte di Muzzo, poi Bava giù, Romano allontana senza badare allo stile. Rudungia mette giù un pallone, non era facile, fa sportellate, ma perde il mismatch con Caiozzo. Anche lui è entrato piuttosto bene, questo giovane calciatore. Classe 2004. Difensore centrale, una buona gara, una buona sorpresa anche. Romano cerca di spazzare il più possibile il pallone, Tripoli la mette giù, ma c'era anche Caronia con un treno ad arrivare, va di testa, ma trova di testa soprattutto Costantino. Poi Mendola col mancino, prova a tenerla in campo, non ci riesce, poco preciso. Battuta rapida della rimessa laterale, Costantino poi fa cenno a Di Salvo di uscire. E poi con le mani blocca il pallone, minuto 89. Mancano 40 secondi, poi ci sarà recupero. Pensiamo almeno 4 minuti, forse 4 sono anche pochi. Testa Tarantino, male questa volta. Tripoli per Ricciolli che può puntare ancora una volta. Questa volta non passa, poi la deviazione con Tarantino che la tiene lì, però è calcio d'angolo. Piuttosto sfortunato Tarantino, perché nel modo di spazzare il pallone ha beccato le gambe sia del suo avversario ma anche quelle del compagno, e quindi rimessa tra la zona comunque offensiva con la Vardera che da sinistra passa a destra adesso. La Vardera, testa libera con puntualità, poi conclusione da fuori da parte di Mendola. Dicevamo, la partita con le mani, va libero di testa Caronia, sui piedi però di Mendola che ci ha provato questa conclusione mancina, non è fortunata. Testa poi di Romano, palla che si impenna, va giù contro, va, calcio di punizione, poi manda a quel paese il direttore di gara. Fortunatamente per lui però nessun cartellino. E giù ancora Romano, poi giallo per Messina invece. Questo giù Romano, minuto 91, non abbiamo visto l'entità del recupero, viene chiamato poi lo staff medico con l'ingresso di Marco Carlino che andrà a curare quello che è il suo calciatore. Maglia numero 4, partita positiva per Romano, sicuramente un gradino inferiore rispetto alla sfida contro il Partinico Dacia, in cui è stato veramente sontuoso. Tempo Costantino sta parlando con la panchina. Ricciolli invece fa amicizia con il suo diretto avversario che al momento lo sta marcando, e dunque gioco fermo per circa 40 secondi, adesso anche un po' di più in realtà, forse 50 secondi, stiamo arrivando quasi verso il minuto. Dunque punizione lasciata da Costantino con esperienza Di Salvo, forse qui però una munizione ci potrebbe stare, ed effettivamente giallo per Di Salvo. Una munizione corretta, perché effettivamente un po' troppo tempo, ormai non si gioca da più di un minuto. Di Salvo fa lunghi su cercare Rudungia, poi cercare l'aggancio con il petto, c'era quasi anche riuscito, poi palla lunga, cercare va. Testa trova però Costantino, palla che si impenna, Messina, va ancora Costantino, sontuoso ancora una volta, poi Messina, break, fermato in maniera regolare, si continua. Tripoli, Ricciolli largo, vediamo se lo serve, non lo fa, Tripoli fa tutto solo, cambia tutto verso la Vardera, questa volta non è una buona palla, la Vardera punta, va sul fondo, può crossare, mette dentro per Rudungia che è anche l'ultima a toccare, e sarà quindi rimessa dal fondo, sfortunato adesso, poi Rudungia. Manca sempre meno. Testa. Campo un po' scuro adesso, forse le luci non ne illuminano al meglio questi ultimi minuti finali. Intanto palla dentro, cerca di compagni che arriva lontano. Ce l'ha provato in questo caso Lopez con questo passaggio, buono ma non è perfetto. Adesso con le mani andrà Tarantino che già ci ha fatto vedere diverse
volte una rimessa lunga, lo fa anche adesso, buono qui il pallone in mezzo, verso va lontano di testa Cosentino, sempre tra i men of the match, poi va giù, si continua invece no perché calcio di punizione, fallo di Ivan Lavardera e dunque calcio di punizione, continua ad attaccare il Castellammare in questo tentativo di forcing al minuto 93 di gioco e 40 secondi. Mister Napoli sta chiamando il giocatore se dice di difendere bene su questo calcio piazzato. Scorre il cronometro, minuto 94 adesso, manca sempre meno, palla dentro, allontanata da Recciulle. Vediamo quanto manca, perché non abbiamo capito quanto abbia dato il direttore di gara. Palla dentro di testa, poi sbuca Tarantino, palla dentro, palla che rimane lì, allontana dopo un flipper dentro l'area di rigore. Tripoli per Ricciolli, c'è Lavardera, un 2 contro 1, poi il pallonetto, Lavardera! E qui Lavardera fa qualcosa di incomprensibile, perché poteva sicuramente chiudere il match sul 3-1 con Ricciolli vicino a lui e fare uno dei più facili gol di questo campionato, ma così non è stato. Palla lunga, si deve soffrire ancora per il Don Carlo Misimei, ci crede il Castellammare, deve farlo perché è una squadra che ha giocato comunque alla pari del Don Carlo Misimei e nel primo tempo anche nettamente meglio. Di Paola va a lungo a cercare la torre di Caronia, non la tocca bene, poi Tripoli e va bene così perché finisce la partita, vince il Don Carlo Misilmeri che continua a sognare le posizioni più alte in classifica e vince con il risultato di 1-2 in casa di un ottimo Castellammare che si becca oggi la prima sconfitta in campionato tra le mura amiche. Una vittoria ottima, eccezionale per gli ospiti che vince con il risultato di 1-2 con i gol di Tripoli di Cerniglia, il primo a segnare dalla panchina, il secondo invece direttamente sul calcio di rigore, su quella che è ormai la sua specialità. L'ho visto segnare anche contro il Patti di Godaci, una vittoria importantissima per la squadra ospiti. Dall'altra parte invece Castellammare perde giocando per una grande partita ma con tanto rammarico per l'espulsione ai danni di Terranova. Chiederemo infatti poi al tecnico quanto avrà influito. Sicuramente tanto sarà la risposta. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.